Fabio Cocco, capitano della Nuorese che ha dominato il campionato di promozione. Un bilancio di questa stagione per voi trionfale, i numeri raccontano di una vittoria senza discussioni. Sì, è stata sicuramente un'annata fantastica dove abbiamo avuto la possibilità di metterci in mostra e soprattutto di vincere un campionato che sembrava facile, ma così non è stato perché comunque abbiamo incontrato squadre quadrate, soprattutto squadre che giocavano in casa, che con la Nuorese facevano la partita della vita. È stata una stagione molto positiva sia dal punto di vista numerico, perché abbiamo raggiunto anche un record di punti e soprattutto perché non abbiamo subito nessuna sconfitta. Il campionato lo archiviamo, questo si sta già pensando all'anno prossimo. Quali prospettive questa squadra ha un potenziale di crescita secondo lei? Beh, sicuramente dipende dall'obiettivo che prefisserà il presidente a inizio stagione. Magari con 3 o 4 acquisti possiamo dire la nostra anche in zona promozione per l'eccellenza, perché comunque penso che il blocco di quest'anno sia importante anche per una categoria superiore alla promozione. Le chiavi del successo sono stati sicuramente una società compatta, uno staff tecnico all'altezza e un gruppo di giocatori eccezionale. Sì, ci tenevo a ringraziare lo staff perché si è dimostrato ancora una volta all'altezza, uno staff nuorese, quindi vorrei ringraziare il preparatore dei portieri Pierpaolo Pisano e Graziano Rottelli che hanno fatto un lavoro spettacolare insieme al mister, e soprattutto perché sono riusciti a trasmettere in noi una sicurezza che non è semplice acquisire a Nuoro e soprattutto dal punto di vista fisico siamo stati perfetti perché comunque non abbiamo subito nessun infortunio muscolare, quindi questo è una vittoria anche per lo staff.